Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno 131 e ben trovati a questa seconda puntata del nostro format Buongiorno 131 e diamo ovviamente il buongiorno al nostro Francesco, eccolo. Come Buongiorno stai? Luca e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo. Seconda puntata di Buongiorno 131 Caffè e il pronto? caffè è pronto, Eccolo caro qua. Giuseppe e caro Luca, e a breve lo beviamo perché è ancora un po' caldo È e un vorrei po'... evitare di ustionarmi. Salutiamo Esatto. tutti coloro che già si sono collegati. Hanno trovato nel frattempo il Giuseppe, Rocco. pallone tirato da Mina. Ok. Esatto. La notizia di oggi è Gavino, questa. Fabrizio, Loredana e Rossana. Buongiorno a tutti, Buongiorno a tutti. ragazzi e ragazze Buongiorno. in generale, diciamo così. E insomma, seconda puntata, direi che, ecco, una cosa importante. Come mi Così, sentite? Sì, perché ieri c'è stato chi mi ha detto ti sentivo un po' basso, ti sentivo meglio, peggio. Come mi sentite? Ho avvicinato il microfono, quindi E gli abbiamo dato una fondamentale. scaletta per stare anche più in alto, quindi per sentirci un po' Esatto. più, per far arrivare in Ciao alto, Ste, ben trovato. per far arrivare un po' la voce. Ok. Benissimo, dice Rossana. Dai, dai. Perfetto, alla grande, alla grande, alla grande. Allora, oggi avremo due ospiti, il primo Giuseppe Boi, responsabile sport del Tirreno, e poi Capitan Lucio Bernardini, per chi come me ormai ha qualche anno, diciamo che è nato con il capitano Lucio Bernardini, e quindi ci faremo una chiacchierata anche con lui. Passeremo un'oretta insieme, ma prima di iniziare la vera e propria puntata, vi ricordiamo, perché è d'obbligo farlo a inizio puntata e poi alla fine ci sarà una sorpresa. Trasmissione di Esatto. servizio pro fantacalcio. Pro fantacalcio, assolutamente. Lo so, sono di parte, me ne rendo conto. Eh, Però iscrivetevi alla nostra lega Fanta Staccato 131, parola d'ordine Fanta 131, minuscolo, tutto attaccato. Siamo già a 322 squadre. Quindi l'obiettivo, ricordiamolo, è 500. Quindi iscrivetevi, Ci è riusciremo? gratuita. Chissà. Lo sapremo solo vivendo, Salute, intanto. diceva qualcuno. Salute. E salutiamo anche Ilaria. Ciao Ila, ben trovata. Salutiamo tutti. Allora, Stevia fa punta... veramente schifo comunque. Sì, non sei soddisfatto? Mamma mia, adesso. Allora, ci chiedono già di Potremmo aprire un mercato, ma avremo discorso, modo di parlarne. esatto, durante questa stagione potremmo anche aprire discorsi appunto che non c'entrano niente sul calcio, con appunto la stevia, lo zucchero, cioè, tutte queste cose. Modalità. Deve essere una chiacchierata appunto tra amici, per cui non si deve parlare Eccolo. soltanto di... Grande soltanto Ste. di- bevo e ti rispondo sulla sigla, Rocco. Ecco, complimenti al cognato di non ricordo chi per la sigla. Cognato Invito- mio, nello Invito della specifico. sigla. E io non ho cognati, quindi. Cognato mio, Stefano Livesi, diplomato in chitarra jazz al Conservatorio di Sassari, e lui ha fatto la chitarra appunto sulla sigla che abbiamo preparato, e leggevo addirittura Gio Satriani diceva Rocco, gli hai fatto un grande complimento, penso che sia molto felice di questo tuo complimento, per cui insomma, vediamo. Ci fa piacere che vi piaccia comunque, dai, la sigla. Bellissimo questo coro. Fabrizio, hai fatto tornare giovane in un secondo Luca Bernardini.
Ecco, ciao Gianfranco, senti, speriamo bene. Grande, Magic Box direttamente. Esatto. Ci segue anche lui. Lo avremo. Non so quando, ma l'avremo. E Shinji ha ragione, puzzi lo zucchero nel caffè, infatti non so perché ho messo la stevia, ti dico la verità, di solito lo bevo amaro, però ho detto oggi proviamo, facciamo una cosa stravanata di quelle proprio pocaridadi. Direi Va bene, esperimento andiamo fallito. avanti. Esatto, Direi fallitissimo, non fallito, fallitissimo. fallitissimo, proprio una roba imbevibile. Va bene, andiamo avanti. Allora, in attesa ovviamente del primo ospite, aspetta, c'è il direttore ha prenotato, aspetta, al corso. Ma tra l'altro, ecco, domanda, mi hanno detto che è chiuso. Se non lo sai tu che ci abiti sopra, guarda, non lo so. Io non ho ancora avuto conferme da questo punto Non di vista. non so. Oggi Francesco trasgressivo. Sì, con la stevia, sai, dormito? queste cose un po'. Ma tu quanto hai dormito Queste stanotte? cose La un po' domanda, che mi è arrivato un particolari. messaggio alle 2, quindi oggi hai dormito poco sicuramente. Allora, nonostante gli errori di Iola e ieri Mino, ho visto un bel Cagliari molto propositivo in avanti, penso che d'ora in poi vedremo molti miglioramenti. Beh, ce lo auguriamo perché altrimenti sarebbe un grossissimo problema. Ma ecco, Loredana ci dice lo stesso, bellissima sigla. È piaciuta questa sigla, Fra? Bene. Promossa ai pieni voti. Anche tra gli abbonati ne stavamo parlando ieri, è piaciuta tantissimo. Che poi ti entra in testa. Che è Quindi, l'obiettivo che avevamo era all'inizio. l'obiettivo. Sveglia alle 7. Sì, ci siamo. È una notte turbolenta, però hai fatto l'asta e ci sta assolutamente. Andiamo un po' al discorso Cagliari. C'è stata la conferenza stampa stamattina. Chiaramente su 131 leggete tutte le news. Fra, ci siamo, mancano 2 settimane alla fine del mercato. Che cosa ti aspetti da questa fine del mercato lato Cagliari, soprattutto al lato cessioni? Vabbè, poi chiaramente ne parleremo anche con Giuseppe. Mi aspetto 2 settimane in cui può veramente succedere di tutto. Adesso può sembrare banale quello che sto dicendo, però effettivamente è così. Partiamo da una situazione in cui il Cagliari, non dico che abbia necessità di vendere, però è chiaro che ci sono troppi giocatori importanti, tante aspettative da parte di alcuni giocatori importanti, piccoli Zortea su tutti, e soprattutto, cioè, non mi ricordo se tu ieri dicevi del Tetris o qualcuno parlava di Tetris, insomma, no? Gli incastri, sì. Gli incastri, il Tetris, effettivamente è così, perché in questo momento sono troppi i giocatori in rosa, troppi, soprattutto in attacco, perché in difesa in realtà i giocatori sono contati con l'uscita di Veroli, al Palermo, che penso diventi ufficiale stasera o al massimo domani, e quindi è chiaro che necessariamente servano almeno due innesti, come stiamo oramai ripetendo da settimane, stiamo dicendo dal ritiro, quindi tu pensa, praticamente è passato quasi un mese tra una cosa e l'altra. Questo è un po' il discorso, per cui è chiaro che come dire, fondamentalmente intorno a Piccoli giri tutto. Piccoli è un po' il sole in questo momento del mercato rossoblu, perché veramente intorno a quella che può essere il suo destino girano tutte le altre ipotesi, tutte le altre voci e quant'altro. Sappiamo bene del fatto che sia appunto un giocatore, un pezzo molto pregiato del italiano. Ieri abbiamo fatto un discorso italiano, no? Ti sento basso? Ne approfitto anche per far entrare Giuseppe. Che lo Eccolo! Lo facciamo entrare, eccolo qua. Ciao Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno 131. Caffè diverso oggi. Oggi caffè diverso. Come stiamo intanto?
Anzitutto bene, guarda, abbiamo ripreso il lavoro da 2 o 3 giorni dopo 3 settimane in Sardegna, non succedeva da anni, quindi stiamo bene, ecco, stiamo benissimo. Si stava Bello meglio prima, però, rigenerato, sì. immagino. Ero in spiaggia a Cioè, quest'ora fino a sabato scorso, quindi è chiarissima la differenza. E va bene, va bene, va bene. No, chiudo giusto il discorso e poi appunto magari coinvolgiamo anche Giuseppe su questo tema. Dicevo, alla situazione di Piccoli, alla posizione di Piccoli, balla tutto il mercato in entrata e in uscita del Cagliari, perché sia per un discorso economico-finanziario, perché di fatto è il giocatore più prezioso in questo momento della rosa ti del Cagliari, risentiamo perché basso, lo sai? Anche tu lo adesso senti adesso bene. va bene. Dicevo, probabilmente il discorso legato anche al fatto che per meno di 25 milioni il Cagliari non si siede neanche al tavolo delle trattative. Chiaramente è un prezzo molto alto, soprattutto per chi deve acquistare, e poi da lì dipende un po' tutto il resto. Per cui mancano 13 giorni da oggi. Secondo me già questa sarà una settimana molto, molto calda. Non so, Giuseppe, come la pensi. Ma allora, sicuramente secondo me questa sarà la settimana calda per Zortea e per Luvumbo, nel senso che giovedì si gioca la conference, dopo la conference, in base ai risultati, penso in particolare alla Fiorentina, potrebbe esserci l'affondo non solo della Fiorentina, ma secondo me anche del Crystal Palace, anche lui impegnato in conference nei confronti di Zortea. Per Piccoli invece la situazione è un po' più complessa. Partiamo da una considerazione, cioè Piccoli è sul taccuino di tutti i direttori sportivi delle big, perché dopo il campionato che ha fatto è una cosa logica e necessaria. Tutti hanno però sempre pensato a Piccoli in prospettiva futura, ossia vediamo se si conferma ancora per un anno e poi lo prendiamo, con un rischio forte secondo me a gennaio eventualmente. Poi questo equilibrio che rischiava di rompersi nei primi 15 giorni di luglio, quando Kim stava per partire in Arabia, questo equilibrio in questo momento si è rotto perché con Lukaku fermo, le notizie che arrivano da Napoli sono pesanti, Sì. si parla di uno stop di 7-8 mesi, quindi Lukaku il campionato è finito. Con l'infortunio di Lukaku può partire quel giro di attaccanti che finora in Serie A non è partito e che potrebbe coinvolgere anche Piccoli. Ok. Stiamo vedendo la pagina del Corriere dello Sport su Firenze, perché poi ovviamente, no Giuseppe, gli intrecci tra Cagliari e Fiorentina in questa settimana sono tanti. Tanto perché domenica e Viola vengono a Cagliari per giocare la prima giornata di Serie A, ma soprattutto perché proprio Piccoli è uno dei giocatori che, appunto, come hai giustamente ricordato tu prima, no? Con la partenza inizialmente preventivata di Ken, poi invece col rinnovo arrivato, in realtà potrebbe arrivare ugualmente, cioè la Fiorentina vuole fare comunque un altro attaccante, nonostante abbia già Ken e Dzeko, e balla tutto intorno alla posizione di Beltran, l'argentino che ha deluso, va detto, a Firenze, e appunto i Viola vorrebbero buttarsi poi su Piccoli, però come sempre c'è il discorso della discrepanza tra domanda e offerta, che non è poco in questo caso, no? Sì, la Fiorentina non vorrebbe andare oltre i 18 milioni. 18-20, quindi sballano 7-12 milioni. È una via molto stretta quella che porta Piccoli a Firenze. Non a caso, secondo me, la Fiorentina andrà su un altro tipo di giocatore rispetto a Piccoli. Perché? Perché, ripeto, la differenza economica è tanta. Non sono convinto neanche che il giocatore veda Firenze come la soluzione ideale. Perché? Perché si troverebbe in una situazione di concorrenza, non avrebbe più il posto garantito, diciamo, come ce l'ha Cagliari, come potrebbe averlo in altre realtà con gli incastri. La vedo molto non improbabile, ma difficile, ecco, una soluzione fiorentina. La Fiorentina stessa, parlavamo ieri con alcuni vicini all'entourage, lo valuta perché è bravo, perché noi abbiamo un valore molto importante. Probabilmente non ce ne siamo, molti tifosi non se ne sono neanche resi conto di quanto Piccoli sia in alto nelle gerarchie degli attaccanti italiani.
in attesa, ripeto, di una conferma in questo campionato o nella prima fase di questo campionato. Giuseppe, innanzitutto ti dico, allora, Luca Porcedo ti saluta, salutatemi con affetto Giuseppe Grande Boi dal Luca. Cagliari Club Abruzzo Rossoblu e un saluto anche a Emily. Sul discorso mercato, è vero che l'infortunio di Lukaku, diciamo, ha spostato un po' il discorso attaccanti italiani, perché si parla anche di Pinamonti che non vuole stare a Sassuolo, quindi spostamenti vari. Però, giustamente tu dici, chi garantisce in Italia a piccoli la titolarità che avrebbe a Cagliari? Tra le squadre chiaramente che possono spendere quel budget, probabilmente nessuno. E allora a quel punto rimani un altro anno a Cagliari, vedi di dimostrare quello che hai già dimostrato, perché lo dicevamo ieri, Fra, Cagliari è la prima piazza che gli ha dato fiducia, perché comunque a Lecce era un'alternativa o qualche volta insieme a Kristovic. Con l'Empoli è arrivato dopo, con lo Spezia sì, però diciamo che Cagliari è stata la prima vera annata di un attaccante che, che sta bene in Serie A. Quindi bisogna vedere se si confermerà. Quindi da questo punto di vista ti chiedo, effettivamente, qual è la convenienza di Piccoli andare via da una squadra come il Cagliari che gli dà fiducia e gli dà una maglia da titolare al 100%? Allora, secondo me, Piccoli, l'unica strada importante, però, secondo me, ripeto, si sviluppa negli ultimissimi giorni di mercato, è quella che potrebbe portarla al Napoli. In una serie di incastri, il Napoli punta su Zirkzee. Già ieri Manna ha parlato con il Manchester United, che lui ha chiesto Zirkzee e loro gli hanno offerto Orion. La Fiorentina Interessante come cosa, no? Cioè, tu sì, vai, subito, cioè tu vai lì al ristorante e dici vorrei vorrei cipolle e ti do pasta- carote, no, ecco. spaghetti con le patate. No, guarda, abbiamo un ottimo risotto ai funghi. No, veramente io vorrei. No, ma guarda che il risotto ai funghi è ottimo. No, giusto per fare una battuta. Zirkzee sarà quello su cui lavorerà Manna, non è detto che ci riesca, poi ci sono tutta un'altra serie di giocatori. Negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare un'eventuale offerta per Piccoli. Per tornare alla tua domanda, nessuno glielo può offrire, però ci sono realtà differenti. Se tu vai adesso a Firenze, la strada è molto, molto ardua. Se vai in un'altra piazza come quella che è Roma, per esempio, altra piazza in cui potrebbe partire il giro di attaccanti, le condizioni sono ben differenti. Quindi lui dovrà valutare un po' quello che è la situazione del mercato. Ciò che mi rassicura da tifoso del Cagliari è il fatto che lui voglia giocare. Lui non accetti di fare la seconda, terza punta. E del resto non ha un prezzo da seconda e terza punta, cioè un prezzo da centravanti principale. E quindi questo lo rassicura. Ti dirò, fino a domenica scorsa, fino all'infortunio di Lukaku, personalmente ritenevo che i rischi maggiori per una cessione di Piccoli arrivassero a gennaio con qualche big, una Juventus che non ingrana, quindi ti cerca Piccoli come fu l'anno scorso il Milan per Gimenez, un'altra squadra grande che c'ha difficoltà, e allora viene a cercare di pescare il titolare, un nuovo titolare a gennaio. Dopo la situazione di Lukaku, la situazione è un po' cambiata. Ripeto, io ieri ho avuto contatti diretti con Napoli e anche lì mi hanno detto che ok, se ne può parlare, ma se non vanno in porto gli altri incastri, il resto della strategia del Napoli. Ok. Posso dire una cosa tra l'altro sul Napoli? Cioè su Piccoli al Napoli. Onestamente mi stupirebbe se il Napoli andasse su due attaccanti italiani, non dico con la stessa tipologia fisica, perché comunque Luca è un po' più alto, un po' più, diciamo, meno grosso di Piccoli, ecco, passatemi questa definizione poco precisa, però nel senso su due attaccanti che comunque si devono ancora esplodere del tutto, ecco. Cioè, mi sembra che secondo me in questo momento, soprattutto se, come dicevi tu Giuseppe, il Napoli, cioè Lukaku dovesse rimanere fermo cioè, dai 6 mesi in avanti, io almeno se io fossi il Napoli andrei su un profilo certo, cioè non andrei su Piccoli, su Pinamonti, che magari sono anche molto più forti potenzialmente, ok, rispetto ad altri profili,
però credo che gli serva in questo momento, cioè gli serve un giocatore pronto subito, perché comunque uno come Lukaku è molto ingombrante da sostituire, soprattutto per Conte, che ne ha sempre fatto il suo giocatore centrale, quindi è per quello che probabilmente appunto Zé, che poi in realtà se ci pensiamo ha fatto 2 anni buoni, veri, un anno clamoroso, un altro anno decente, più che decente, ecco. A Bologna un po' all'ombra di Arnautovic, però è uno che ha già fatto qualcosa in più a livello internazionale, è stato a Manchester, a Manchester non c'è, poi erano i tifosi del Cagliari, però è un po' diverso, probabilmente anche direi. come piazza e come aspettative, per cui mi sembra che alla fine, no, magari tutto andrà verso una possibile conferma di Piccoli a Cagliari. Il problema è che se Piccoli resta a Cagliari, quello che dicevamo prima, qualcun altro dovrà uscire, perché non possono stare 8 attaccanti. Esatto, ne abbiamo tantissimi. È una questione E non ha- numerica. Esatto. Esatto, cioè, ma poi proprio perché effettivamente, ok, Esposito, che di fatto sarà la seconda punta titolare, a prescindere da chi sarà il centravanti, cioè che sia Piccoli, che sia Kilixoi, che arrivi qualcun altro, anche se non credo. C'è Kilixoi che appunto è un giocatore da scoprire, ancora da valutare, e poi ci sono tutti gli altri, c'è Luvumbo, Felici, lo stesso Zortea, che continuiamo a pensarlo difensore, ma di fatto l'abbiamo visto, e io penso Alto. che il tridente tornerà in voga, soprattutto Speriamo. nelle prossime settimane. Sì, perché io credo che questo 3-5-2, l'ho detto anche ieri, sia più una soluzione quasi tampone, ecco, diciamo Di così. emergenza. Cioè, sì, in attesa di capire cosa succederà in difesa. Però insomma qualcun altro dovrà uscire. Luvumbo ieri, da quello che abbiamo ricostruito, comunque il Cagliari non vorrebbe privarsene, se non di fronte a un'offerta molto importante, che però secondo me al momento non c'è. Cioè io non ce ne vedo in questo momento molte squadre pronte a offrire i 10 milioni, gli 8, 9, 10 milioni che magari il Cagliari si aspetta per un giocatore che comunque l'anno scorso doveva esplodere, per problemi fisici, per problemi anche di collocazione tattica nell'impianto di Davide Nicola, alla fine non è esploso. Quindi non lo so, mi sembra un po' complessa. Occhio alla pista Luvumbo, comunque stiamoci ben attenti, perché da Bologna qualche novità potrebbe arrivare, più su Luvumbo che su Zortea, secondo me, perché loro cercano un esterno, ne hanno venduto proprio a Napoli 2, scusate, uno è finito al Torino, uno è finito al Napoli, lì qualche aggiustamento può essere fatto, non a 10 milioni, quindi bisogna vedere qual è l'offerta poi che viene fatta, che eventualmente verrà fatta al Cagliari. Su Zortea, ripeto, secondo me molto è collegato a giovedì, alle partite di Conference League. Dopo le partite di Conference League, tutta una serie di squadre di bassa prima fascia, usiamo questo termine, che fanno la Conference potrebbero avere interesse, non soltanto in Italia, parlo della Fiorentina, che comunque ha bisogno di un esterno destro, quanto all'estero, da Londra mi dicono che il Crystal Palace ci sta pensando seriamente, però ripeto, siamo ancora semplicemente al pensiero ed è tutto collegato a quello che sarà poi lo sviluppo delle partite dei preliminari di Conference League di giovedì, scusate. Per il resto sì, cioè, il problema lì, qualcuno deve andare via per forza, cioè, ma è proprio una questione di spreco, tu non puoi avere 8 attaccanti per 2/3 posti. Cioè, fai del male a te, fai del male alle tue tasche, fai del male ai giocatori. Vedo difficile una partenza di Felici in questo momento, perché comunque c'è un valore importante, intorno ai 3-4 milioni, però un tipo di mercato decisamente più basso rispetto a quello di tutti gli altri, quindi è difficile arrivare a una cessione di Felici. I candidati sono secondo me Luvumbo e Zortea, poi vediamo se si concretizza. Se non si concretizza, mi auguro che si valuti da un punto di vista tattico la possibilità di sfruttarli, perché io sono rimasto un po' deluso dalle ultime 2 partite del precampionato, quindi l'amichevole spagnole e la partita di sabato scorso in Coppa Italia contro l'Entella, perché mi aspettavo un po' più di coraggio. Proprio perché sono 2 test abbordabili, io non mi sarei coperto con una difesa a 5, ma mi attendevo comunque una difesa a 4 e il tridente.
È stato un precampionato un po' non deludente, però che fa pensare su determinate scelte tattiche di Pisacane, ma non entriamo in questo, altrimenti iniziamo subito con dei giudizi che non sono giusti in questo momento. Cioè No, ma secondo me... ecco. No, ma secondo me invece, guarda, proprio sul discorso anche tattico, siccome ne abbiamo parlato poi anche a Ponte di Legno, perché ricordiamo, insomma, tu eri presente per qualche giorno anche in ritiro, quindi abbiamo parlato a lungo di questo. In questo momento si sta vivendo, a mio parere, quello che in quei giorni avevamo previsto. Cioè, allora era a metà luglio, quindi un mese fa praticamente, e si diceva bisogna capire cosa succederà sul mercato in uscita, perché effettivamente sono troppi giocatori in ruoli chiave e poi si rischia di arrivare all'ultima settimana di mercato con delle situazioni, chiamiamole antipatiche, anche della gestione di spogliatoio, con giocatori come, per esempio, io, Ortea, credo che abbia già la valigia pronta a fine anno scorso, cioè nel senso, come finito il campionato, lui ha detto, fa una cosa, apri il troll e inizia a caricare roba che non si sa mai che qua da un giorno all'altro si vada via. E se ci pensate è anche il giocatore che la piazza quasi unanimemente vedrebbe sacrificato. Cioè se quasi tutti i tifosi dicono no, Piccoli deve restare, su Zortea non c'è questa unità. Ecco, anzi, c'è forse al contrario, c'è della serie Zortea è il giocatore che deve partire, vuoi perché hai Zappa, vuoi perché hai tanti esterni, vuoi perché effettivamente se giochi col 4-3-3 o quando tornerà Gaetano col 4-3-1-2, Zortea dove lo metti? Se non lo metti terzino destro e la difesa a 4. ok, sì, però abbiamo già visto che è un giocatore che per dare quel qualcosa in più ha bisogno di giocare 30 metri avanti rispetto alla linea bassa di difesa. Però Zortea, siamo al 19 agosto alle 10:30 ed è ancora a Cagliari. E quindi, essendo ancora a Cagliari, giustamente lo devi fare giocare, perché non puoi depauperare quello che è il tuo patrimonio a livello tattico e anche a livello ovviamente economico. E quindi per far giocare Zortea magari appunto insisti sul 3-5-2, che è anche un sistema che agevola magari Drissi a sinistra in attesa di avere qualcun altro di maggiore esperienza in quella posizione. Per cui mi sembra che noi stiamo arrivando all'inizio della stagione con ancora tanti dubbi proprio di formazione, dovuti però al mercato. Cioè al fatto Concordo. che il mercato ti condiziona pesantemente sia in entrata che in uscita, perché in entrata hai fatto praticamente tutto quello che dovevi fare, tranne la difesa, e lo sappiamo da un mese anche quello, si sapeva. Gli feci io a Pisacane la domanda, se ti ricordi, esatto. sul centrale di piede destro. E allora c'era ancora Vietesca. C'era ancora il povero Vietesca, povero perché, ripetiamo, si è fatto male al ginocchio gravemente la settimana scorsa. Però è chiaro che finché non si sblocca il mercato in uscita, secondo me noi continueremo a vedere qualche situazione a livello tattico che magari non ci convince in pieno, perché io sono sicuro che Pisacane voglia riproporre il 4-3-3. Cioè, se lui ha lavorato sul 4-3-3/4-3-1-2 per lunga parte del ritiro estivo, non lo ha fatto a caso, ok? Cioè, lo ha fatto perché effettivamente, vedendo anche i giocatori a disposizione, pensa che possa essere il sistema giusto. Che poi, paradossalmente, è anche quello che piace di più ai tifosi, perché il 3-5-2... oramai sdoganato da tutti in Serie A e in Serie B e non soltanto, è un po' noiosino, ecco, diciamo così. Fa venire l'eritema a molti tifosi, alla maggior parte dei tifosi del Cagliari. Giustissimo quello che hai detto, giustissimo il fatto di dover adattare il modulo a quelli che sono i giocatori a disposizione. Mi permetto però di fare un piccolo appunto. Visto che comunque sai che Zortea è molto probabile che parta, io adatto Zortea da terzino, non De Iola da braccetto destro.
Cioè, utilizzo il problema di questo momento del Cagliari, quello che mi preoccupa, non un problema, perché parlare di problema, ripeto, sarebbe assurdo, è che comunque quello che lui ha impostato, perché io a Ponte di Legno ho visto 4 allenamenti tattici e in tutti e 4 gli allenamenti tattici era un 4-3-3 o un 4-3-1-2. Se tu hai fatto tutto questo lavoro, perché non l'hai provato in campo contro il Racing di Santander, contro l'Entella? Secondo me hai perso uno slot un po' anche per paura, un po' per o forse per mandare dei segnali forti alla squadra, però hai perso uno slot. Noi, quello che dovrebbe essere il modulo base, e non lo diciamo noi, lo diciamo quello che abbiamo visto sul campo di gioco, di fatto l'abbiamo utilizzato soltanto 2 volte, e non male, perché col Galatasaray comunque la partita, considerando la differenza di qualità fra le due squadre e considerando lo stato di forma fisica completamente differente, non abbiamo sfigurato, e col Saint-Étienne idem, non siamo stati fluidi, non abbiamo costruito tanto, però la squadra sembrava messa meglio in campo. Per il resto, comunque il Cagliari ha una sua identità, cioè io vedo una squadra compatta, con le linee mostro strette fra i reparti, che gioca sulla riaggressione del portatore di palla, che tende subito a verticalizzare, un calcio semplice, un calcio forte essenziale, ma a me la semplicità nel calcio è sempre piaciuta, quindi lui c'ha già un'identità, non sappiamo come la vuole mettere a terra, o meglio, al momento ancora non è chiaro. Sì, Ma tra su l'altro poi... questo, vai. voglio fare proprio una digressione su questo. Anche l'anno scorso c'era il problema del famoso braccetto di destra. Perché comunque, se ricordiamo, Zappa fece quel ruolo e Pisacane l'ha detto: io non vedo Zappa come un difensore centrale destro, lo vedo come un esterno. E allora, la domanda è questa. Ma non è che, e l'ho detto ieri a Fra, noi sopravvalutiamo un giocatore come Zortea, cioè si chiede troppo di costo e effettivamente è quello il motivo per cui non è stato ancora venduto. Perché io vedo in altre piazze giocatori, mi viene in mente il Parma, tra Bonni e Som, insomma, ha fatto, e togliamo Leoni, perché lì proprio parliamo di un qualcosa di clamoroso. Cioè il Cagliari non riesce a vendere un giocatore come Zortea sui 10 milioni e magari trovi il Parma che vende Somma a 15, Bonni a 24 e Leoni a 40. Con tutto il rispetto di questi 3 giocatori, però secondo me Zortea ha dimostrato molto di più rispetto a questi 3 giocatori. E allora qual è il nodo, secondo te, Giuseppe? Secondo me il nodo è semplice, cioè Zortea è quello dell'anno scorso, quello che segna 6 gol, adesso non 6 gol, ricordo sì, 6 gol, 6 bene, gol. o è quello dell'anno precedente a Frosinone, che era un bel giocatore ma non era il goleador. Questo è il dubbio che aleggia intorno a Zortea, ed è anche quello che secondo me va sfruttato da un punto di vista economico, perché se Zortea non ti rifà il campionato dell'anno scorso a Cagliari, l'anno prossimo non parliamo minimamente di queste cifre. È per quello che è il giocatore più sul mercato. Perché? Perché il dubbio c'era anche il Cagliari. Tu hai citato Bonni e Leoni, quelli sono centravanti e Difensore difensori centrale. centrali. Tu da fantacalcista sai che ruolo c'hanno e che importanza c'hanno. È molto più facile piazzare loro a determinati prezzi che un esterno. Io però, ripeto, confido che la situazione Zortea si sbrolli nel giro di pochi giorni, prima sicuramente delle altre, almeno. È una mia sensazione in base alle informazioni che ho. Sì, e Perfetto. poi anche Fra? data probabilmente dal discorso economico, perché appunto stiamo comunque parlando di cifre importanti, ma non sicuramente dei 30 milioni, dei 25 milioni che il Cagliari chiede per piccoli, per cui alla fine diventa anche più semplice forse da quel punto di vista. A me la cosa che stupisce in qualche modo è il fatto che Zortea ancora non sia stato non venduto, ma comprato, cioè nel senso, vi ribalto la prospettiva, cioè se un giocatore che fa 6 gol di fatto al primo anno da titolare vero, perché è il primo anno che Zortea ha fatto da titolare vero per tutto l'anno, visto che nelle altre occasioni aveva fatto prestiti di 6 mesi e quant'altro, cioè perché il Bologna dovrebbe prendere Zanoli a 6 milioni e non magari Zortea, che ha già dimostrato per più o meno la stessa cifra, forse perché Zortea ha 26 anni, Zanoli ne ha di meno, e c'è anche questo aspetto, cioè forse è più facile puntare su giocatori molto giovani, tipo Bonni 2005, giusto, se non ricordo male, e Leoni 2005. 2006,
piuttosto che invece su un giocatore 99, che mi fa sorridere pensare che un giocatore 99 sia troppo vecchio o anziano per poterci puntare dei soldi, però effettivamente probabilmente c'è anche questo discorso, cioè che non si riesce a trovare il punto d'incontro, perché effettivamente se uno deve spendere soldi preferisce puntarli su un giocatore più giovane e di maggiore potenziale. Non lo so, c'è anche un'impressione che arriva da mesi di analisi di una situazione che dice cioè, Dobbiamo però idea. contestualizzarla. Dobbiamo secondo me contestualizzarla anche alle varie fasi del mercato, perché tu nella prima fase di mercato cerchi sicuramente il giocatori di prospettiva o il colpo che ti possa sistemare il reparto. Adesso invece stiamo entrando nelle ultime 2 settimane di calciomercato, anzi siamo nelle ultime 2 settimane di calciomercato, ed è l'epoca, il periodo per i 26, 27, 30enni, quelli che usati sicuri che ti sistemano la squadra, ti sistemano le cose. Finora poi c'è un mercato tutto particolare degli italiani, per cui non si è mosso un euro sugli italiani, soprattutto a centrocampo. Si è quasi sempre andati su giocatori in scadenza l'anno prossimo, però ripeto, stiamo entrando negli ultimi 10-11 giorni in cui le carte te le devi giocare, quindi se c'è qualcuno realmente interessato a Zortea si tirerà fuori le carte adesso. Poi se siano 10 o se siano 8, questo non te lo so dire, però la sensazione è che Zortea è il primo ad esserne convinto, è proprio lui che sia un'esperienza finita quella di Cagliari. Vedremo come andrà. Giuseppe, in chiusura, perché ti abbiamo rubato anche troppo tempo rispetto a quanto previsto e a quanto promesso. No, impressioni sulla prossima partita e anche sul Pisa, visto che insomma tu segui bene le vicende del Pisa, che aria si respira sotto la torre? Sotto la torre c'è da una parte un grandissimo entusiasmo perché si torna in Serie A dopo 30 anni, quindi c'erano ieri i tifosi accampati da 2 giorni nei Pisa Store per fare gli abbonamenti, quindi c'è un grandissimo entusiasmo. C'è preoccupazione perché la squadra vista domenica sera contro il Cesena ha tanto da fare, nonostante un buon lavoro che sta facendo per Girardino. Sono troppe i giocatori della vincente Serie B in campo, erano 10-11esimi, come sono entrati Nzola e Quadrado, la partita obiettivamente è cambiata, serve un po' di qualità, è un mercato molto difficile quello del Pisa, non per una questione economica, ma proprio secondo me per una questione di appeal della piazza in relazione al mercato di Serie A. Per quel che riguarda la partita di domenica, la Fiorentina è un cantiere aperto quanto e più del Cagliari, forse. Ci sono tante cose da registrare, tanti punti. Lo stesso Pioli è uno che ancora non ha capito o non ha scelto come deve schierare la squadra in campo, se è un 3-4-2-1, se è un 4-2-3-1, ci sono tante cose. C'hanno naturalmente il buon Ken che può risolvere la partita da un momento all'altro, Gudmundsson che mi dicono che stia facendo bene, molto peso avrà anche lì la partita di giovedì di Conference. È un punto a nostro favore quello, perché loro comunque dovranno impegnarsi, non possono rischiare minimamente di non entrare nelle coppe europee, di perdere il preliminare, quindi una partita secondo me in cui ci possiamo giocare qualcosa, soprattutto se li schieriamo tutti e tre davanti e li mettiamo in difficoltà. Bene. Vedremo se ti darà retta in qualche modo Fabio Pisacane. Va bene, grazie Giuseppe Boi, responsabile Grazie a sport voi. del Grazie Tirreno. mille, Giuseppe. Ovviamente Grazie a questa è la voi. prima di tante ospitate, ti sto già avvisando, perché Esatto. il giorno 31 va avanti fino a fine anno, quindi insomma sicuramente ti disturberemo altre volte. Va bene? Grazie per l'ottima chiacchierata. Grazie Giuseppe. Buon inizio di giornata. Grazie Giuseppe. anche a Ciao a te. voi e Anche a a tutti te. i nostri A presto. spettatori. Grazie, Ciao Giuseppe. ciao. Ciao Giuseppe, ciao. ciao. Eccoci qua. Allora, ci Caro sono tantissime Luke. domande, in attesa che Lucio, gli ho scritto, vediamo un po' starà collegando.
ci sono tantissime domande riguardo al mercato tra Luvumbo, Zortea, Piccoli, Modulo e via dicendo. Però c'è questa domanda, ma di Cavoti non parla nessuno, un giocatore così, visto 5 minuti con Lentella, merita molto più spazio, merita di stare a disposizione, cosa ne pensate? Beh, mi pare che su Allora, Cavoti abbiamo già parlato io tantissime volte. sì, a parte Vada. questo, ma poi su Cavoti io ho un pensiero, e l'ho già detto anche sabato sera, se non ricordo male, sì, nel post partita contro Lentella, del rigore decisivo, tra l'altro, segnato proprio da lui. Allora, intanto non sono d'accordo con chi lo ritiene un giovanissimo, perché comunque è del 2003, quindi stiamo parlando di un giocatore di 21-22 anni, che ha comunque già 2 campionati di Serie C alle spalle, una Olbia che è andato male perché si è fatto male lui durante la stagione, poi ovviamente la stagione della retrocessione, insomma, Non è mai non, facile. esatto, non una pagina da ricordare per lui, però l'anno scorso a Salò con la Feralpi, una squadra forte, una squadra che ha lottato per le prime posizioni del girone A, che non è un girone banale, fino all'ultimo, poi non ha fatto benissimo nei playoff, ma lui comunque ha fatto un'ottima stagione a livello personale. Non è un caso che il Cagliari lo abbia riportato alla base in prima squadra. Pisacane lo conosce per averlo allenato per insomma 6 mesi di fatto in primavera nella sua prima annata. È un giocatore che ha delle qualità non banali in rosa. Io credo che a livello tecnico sia il più forte che ha il Cagliari, e l'ho già detto e lo ripeto anche oggi, più forte di Gaetano, più forte di Esposito, di Kilixoy, cioè a livello proprio di qualità di base, diciamo così, di Di fondamentali, tecnica, lo ritengo, di certo. tecnica, lo ritengo il migliore a disposizione di, come si dice, cioè che c'è ora in rosa per Pisacane. Chiaramente è un giocatore che non ha mai fatto esperienza in Serie A, ma questo non deve essere un problema, a mio modo di vedere, nel senso che io lo terrei fino a tutto il campionato, anche a gennaio, cioè io quest'anno glielo farei fare tutto, anche magari giocando poco, però intanto ti alleni con la prima squadra, Certo. entri nella mentalità di essere un giocatore della prima squadra e non un giovane aggregato. Magari giochi anche poco, però quelle poche partite in cui giochi dai tutto e soprattutto cerchi di fare la differenza, così come stava facendo anche contro l'Entella, perché ripeto è entrato negli ultimi minuti di recupero, ma tutte le cose principali fatte dal Cagliari negli ultimi 5 minuti partivano anche dai suoi piedi. Per cui se la squadra lo supporta, perché secondo me il problema di questi ragazzi di grande tecnica, magari anche un po' leggeri fisicamente, è che se la squadra non ti supporta, poi magari va in difficoltà. Invece, per quanto mi riguarda, questo tipo di giocatore deve essere supportato dalla squadra, deve, i tuoi compagni anche più esperti e più famosi, tra virgolette, ti devono spingere a dare il meglio e ti devono anche considerare come il giocatore in grado di farti fare il salto. Certo. Ok? Quindi non so, cioè, a mio modo di vedere, è un giocatore che deve rimanere a Cagliari, che deve fare bene. Si sente bene adesso? Sì, si sente bene e tra l'altro abbiamo È anche... entrato anche Lucio. Sì, è entrato anche Lucio. Quindi Vai. concludi questo, No, però lo no. vedo bloccato. Quindi fondamentalmente, Aspetta che lo vedo frizzato. sì. Quindi fondamentalmente deve restare per trovare il suo spazio, ecco. Vediamo un po'. No. Pronto? Lucio? Sì, Eccoci qua. Guarda un po'. Eccoci qua. eccoci qua. Perfetto, Ciao, perfetto. buongiorno. Ciao Lucio, grazie Buongiorno mille Lucio. per averci deliziato della tua presenza. Come stai? Tutto bene, grazie. Voi? Noi tutto bene, tutto bene. Bene. Ti chiedo, riesci a girare il telefono e metterlo in orizzontale anziché in Vediamo. verticale? Proviamo. Che forse è il blocco della rotazione. Crollato. Sei uscito. Niente. Allora ci riproviamo. Su questo discorso di Cavoti, che è venuto in conferenza stampa a fine partita, lui ha detto che Mina l'ha caricato tantissimo, anche poco prima del rigore, quindi
legato al discorso che hai fatto, è ovvio che i senatori devono assolutamente mettere in condizioni i giovani, un giovane come Cavoti, che sono assolutamente d'accordo che tecnicamente è fortissimo, ma poi ha voglia. E poi mi pare che sia anche il giusto tributo per un giocatore che comunque nasce dai giovani del Cagliari. Quindi lui ha voglia, è tecnico, ben voluto, quindi perché non tenerlo? Assolutamente. Sì, assolutamente sì. E, ripeto, soprattutto deve, cioè secondo me questa è la buona la stagione giusta, non buona, la stagione giusta per potersi inserire anche con vista a futuro, no? In questo Cagliari, trovando il giusto spazio, trovando la giusta motivazione e soprattutto anche con la giusta pressione, perché ripeto, non si deve sicuramente sovraccaricare di aspettative. È un giocatore Cioè, in grado, secondo me, a medio termine di trovare il giusto spazio e anche il giusto protagonismo, aggiungo. proviamoci, eccoci qua. Perché è un giocatore sicuramente di grande avvenire. Perfetto, ci siamo. Lucio, ci senti? Pronto? Noi ti sentiamo. Tu ci senti? Pronto? Noi ti sentiamo, Lucio. Ok, anch'io. Perfetto, perfetto, alla grande, alla grande. E ti vediamo anche benissimo, quindi rimani così che è perfetto. Hai Ok. anche l'Europa stradale dietro, quindi siamo perfetti, alla grande. Allora, Lucio, ti chiedo subito, innanzitutto, qual è la tua impressione di questo nuovo Cagliari targato Pisacane? Non so se hai visto le prime partite, magari la partita di Coppa Italia, ma qual è la tua sensazione per questa stagione? No, le partite ancora non le ho viste. Ho seguito un po' così da lontano i movimenti del calciomercato, della composizione della rosa. Ma le sensazioni mi sembra che sia stato fatto, come dire, preso un indirizzo anche di cercare di investire anche su dei giovani, nel senso che comunque la società credo che abbia così riscattato dei giocatori anche in prospettiva importanti da valorizzare e che sicuramente si valorizzeranno perché hanno qualità credo importanti da poter sfruttare. E mi sembra comunque una rosa abbastanza equilibrata, poi chiaramente poi sarà il campo a dire sempre la sua. Questo sicuramente. E sulla scelta di Pisacane ti ha stupito come scelta oppure te l'aspettavi? No, adesso non me l'aspettavo, ma non mi ha neanche stupito, nel senso che comunque è un ragazzo che ha lavorato alcuni anni, vabbè, prima come giocatore, poi come allenatore della primavera nella società, quindi sicuramente la società ha riconosciuto le qualità, penso, sia umane che tecniche della persona, quindi gli abbia dato questa possibilità importante, ma credo che già conoscendo la piazza in tutti i suoi lati possa avere un vantaggio da questo punto di vista. Poi chiaramente magari l'esperienza come prima squadra, che alcune cose possono cambiare, però se ci sono, come dire, le basi importanti, le fondamenta buone, poi la casa si costruisce bene. Ti giro un messaggio tra i tanti dei nostri utenti, ma Lucio non potrebbe giocare al posto di Prati. Magari, magari, volentieri. Ma quindi andiamo, poi prima di dare appunto la parola a Fra ti chiedo, ma di Prati invece che sensazioni hai? Qual è la tua idea su Matteo Prati? È un giocatore che può ma che ancora non ha dato quello che è il suo potenziale. Ma adesso non è che lo conosco benissimo, però credo che abbia delle qualità di un tipo centro-mediano metodista, che ancora non è riuscito magari a trovare l'equilibrio, la maturità, la personalità giusta per potersi esprimere secondo le proprie qualità. E poi, chiaro, ogni stagione basta poco, nel senso, per poter svoltare, quindi magari
bisogna crederci ogni momento, ogni giorno, ogni allenamento, di poter riuscire a trovare quello spazio che magari uno desidera. Frate. No, volevo chiedere a Lucio un parere, chiaramente in generale, sul centrocampo che si sta venendo a creare a Cagliari, no? Quindi più sui nomi, ovviamente, più che sul rendimento, perché ancora è prestissimo. Però, ecco, secondo me l'arrivo di Folorunsho dà quel giocatore di strappo che gli anni scorsi a Cagliari è mancato, e soprattutto, se il Cagliari dovesse recuperare il giocatore che si è visto a Verona, secondo me sarebbe davvero un ottimo innesto. Volevo sapere magari un parere proprio su Folorunsho. La penso, io averlo visto alcune situazioni negli anni passati così, mi sembra che un giocatore che abbia quel cambio di passo a centrocampo che parecchie volte può essere determinante per ribaltare le azioni, e quindi penso sia un giocatore, un acquisto importante per la squadra del Cagliari. Perfetto, perfetto. Io volevo ritornare un po', Lucio, sulla tua, diciamo, vita da calciatore qua a Cagliari. Ci sono stati 5 anni sicuramente indimenticabili. Tra l'altro tu spesso e volentieri sei qua in Sardegna, quindi hai tenuto comunque questo legame con la regione. E ti chiedo, ma quando ti vedono ora in giro, chiaramente per chi è ovvio che le nuove leve, diciamo, ahimè, non ti ricordano, però ecco, vedi, stiamo mettendo qua in visione la famosa catapulta, la punizione con Cappioli, insomma, ci sono stati tanti gol del Cagliari da quel punto di vista. E ti chiedo, ma quindi qua quando ritorni sei ancora ben voluto, ti riconoscono? Io ho visto anche quando ci siamo visti nel ristorante, che non facciamo, anzi lo facciamo il nome perché è il nostro sponsor, che è da Basilio. Esatto. Insomma, ci sono Farlo. stati tanti tifosi che sono venuti a salutarti e hanno chiesto la foto. Sì, e questa è una cosa che sicuramente mi riempie di orgoglio, come dire, mi rende felice, anche perché comunque dopo tanti anni, ne sono passati oltre 30 praticamente da quando ho smesso di giocare con il Cagliari, ancora oggi così essere accolto con questo affetto, con questa simpatia, con questa stima anche da persone che parecchie volte neanche conosco, nel senso che come dire, vuol dire che comunque ho lasciato e vissuto un periodo molto importante della mia carriera, sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista umano, e l'affetto che loro hanno nei miei confronti è ricambiato da parte mia, perché comunque quando vengo a Cagliari o in Sardegna vengo sempre volentieri, e adesso, senza voler fare, come dire, il ruffiano, però mi sento un po' sempre con il cuore rossoblu e dentro, quindi un po' sardo di adozione, se vogliamo, che quando sento amici così che dicono vado in Sardegna, io gli dico sempre allora andate nella mia terra, sicuramente. Assolutamente. Tra l'altro ci sono anche altri commenti. Grande Lucio, la mia giovinezza con le tue promozioni, e poi Pisa-Cagliari 2-2, io c'ero, insomma ce la ricordiamo anche quella partita all'Arena Garibaldi. E tra l'altro il Pisa che quest'anno è ritornato in Serie A, non ci ritornava da quei tempi lì, quindi diciamo ci sono anche corsi e ricorsi. L'ultima domanda che ti faccio io è su Ranieri, nel senso che tu l'hai avuto come allenatore e ora lui, diciamo, ha fatto un ulteriore step entrando nella dirigenza della Roma. Anche da questo punto di vista si vede la grandezza di Claudio Ranieri. Ma sicuramente il mister, con cui ogni tanto mi sento, ci messaggiamo comunque sempre con grande stima e reciproco affetto, e sicuramente non è che devo spendere parole io per il mister, nel senso che ha dimostrato ancora una volta di essere una persona, come dire,
con quell'equilibrio, comunque con quelle convinzioni di voler fare le cose in cui crede e a cui può dare il massimo delle sue capacità. Quindi anche la scelta di rinunciare alla nazionale, che sicuramente avrà avuto i suoi motivi importanti per poter restare a Roma e creare magari una società seria, senza tanti, come dire, senza tanti voli di fantasia, ma concreta, determinata a raggiungere risultati massimali. Anche la scelta di Gasperini mi sembra che sia indirizzata verso questa politica, questa strada da seguire. Perfetto. Fra, a te, un'ultima domanda per Sì, Lucio. no. E poi lo lasciamo L'ultima andare. domanda, poi appunto lo lasciamo andare, chiaramente sulla stagione del Cagliari, che arriva da 2 salvezze di fila, un mercato in entrata soprattutto fin qui, che ha, appunto, abbiamo parlato prima di Foloruncio, ma insomma, sappiamo bene, no? Esposito, Chilixoi, Mazzitelli, Borrelli, insomma giocatori potenzialmente molto, molto importanti per questa e per le prossime stagioni, visto che sono tutti comunque abbastanza giovani. Diciamo 2 salvezze sofferte, la prima con Ranieri e la seconda con Nicola. Quest'anno, secondo te, che direzione prenderà la stagione del Cagliari? Cioè, si va sempre su una salvezza nelle ultime giornate, oppure, vista anche la qualità della rosa, c'è spazio, non dico per sognare perché magari è ancora presto, però almeno per stare un po' più tranquilli, ecco. Fa previsione sempre difficile. Intanto, diciamo, auguriamo che non ci sia, come dire, 2 senza 3, nel senso che comunque sia raggiungibile anche la terza salvezza di fila. Chiaramente è cambiato abbastanza la rosa della squadra, ha cambiato l'allenatore, che è un allenatore giovane. Credo che la partenza del campionato sia importante per poter avere fiducia, convinzione nei propri mezzi e potersi esprimere al meglio. Però penso che comunque la squadra abbia le potenzialità per poter fare un campionato dignitoso, e comunque anche se arriva a salvezza, non, diciamo proprio non le ultime domeniche, ma sia comunque sempre un risultato molto importante. Perfetto. Lucio, ovviamente ti ringraziamo per questa tua ospitata, e ovviamente ci saranno anche altre situazioni, noi ci sentiremo ovviamente in privato, e ti ringraziamo veramente per questo tempo. Grazie davvero, Lucio. Di nulla, grazie a voi di avermi invitato e buona giornata. Buona giornata a te. Ciao Lucio. Grazie. Ciao, Grazie a Lucio ciao, Bernardini. Ciao. Grazie. Ciao. Eccoci qua. Perfetto. Allora, ci sono, vabbè, tanti commenti su Bernardini, tipo Daniele dice: ti vedevo allo stadio con mio papà, perché bei ricordi. Sì, era anche un altro calcio, Era anche un altro calcio, dove potevi avere comunque anche il contatto diretto con i calciatori, li vedevi lì al poeto che si allenavano, insomma. Era anche un altro Luca Di Leonardo, va Era detto. un altro Luca Di Leonardo, sì. Era anche un Luca Di Leonardo bambino, quindi quindi stiamo parlando di tanto tempo fa. Allora, Va bene. abbiamo, mi pare, preso tutti gli Prima di obiettivi. chiudere, solito discorso sul mercato, perché forse poi qualcuno ci chiedeva anche dei nomi, leggevo prima, no? Cioè la situazione di Felici, di Piccoli e Zortea, credo che abbiamo parlato già in maniera esaustiva. E qualcuno ci chiedeva anche di Salaheddin, terzino olandese della Roma. È un nome che effettivamente il Cagliari sta valutando, che la Roma manderebbe a giocare in prestito. Bisogna capire ovviamente se ci siano poi tutte le possibilità, ecco, cioè se il giocatore vuole venire a Cagliari, che tipo di formula, però è un nome che effettivamente è stato vagliato. Secondo me c'è un discorso che non stiamo facendo, caro Luca, in queste settimane, ed è quello relativo a Luperto, o meglio, non è che non lo stiamo facendo, però
Bisogna capire un po' effettivamente il discorso dell'infortunio di Luperto, perché noi stiamo dando per scontato che il giocatore recuperi dall'oggi al domani, ecco. In realtà è, insomma, il suo problema al polpaccio è effettivamente Beh, il polpaccio è rognoso, eh. esatto, cioè sappiamo essere una parte abbastanza fastidiosa, ecco, diciamo così. E per cui occhio anche alla situazione di Luperto, perché insomma, in un'estate in cui non dico che tutti siano vendibili o quasi, però cioè, Il discorso se però il è che Cagliari serve mette in un dubbio difensore, capito? esatto, se il Cagliari mette in dubbio Luvumbo, che fino a qualche settimana fa era uno degli intoccabili, boh, non lo so. Cioè, mi posso aspettare che in queste 2 settimane possa succedere quasi di tutto, ecco. Però non credo sinceramente, ma non mi stupirei dall'altra parte. Se dovesse essere anche qualcuno che magari in queste 15 settimane Ti sentiamo a basso? qualcuno che Ok. in questi ultimi 10 giorni poi effettivamente non possa affacciarsi su Luperto. Comunque, StreamYard hai anche rotto abbondantemente Le i Wallace. cosiddetti, perché Le dovete Wallace. sapere che questo problema dell'audio non dipende da noi. Ecco, ci tenevo a Esatto. A specificarlo. confermarlo, a confermarlo. No, sul Grazie. discorso che hai fatto, che ci sta, insomma, il problema del polpaccio non è un infortunio che riesce a gestire in pochi giorni. Parliamo però di un reparto che già ha bisogno di ingressi. Quindi, sai, fosse l'attacco dove sei in tanti, allora a quel punto puoi dare la possibilità a un giocatore di recuperare, ma in difesa il Cagliari è contato. Perché se tu togli Mina e Luperto, rimane comunque dei giocatori che possono fare quel determinato ruolo, ma sono adattati. Mi viene a pensare a De Iola, mi viene a pensare a Obert, che comunque a quel punto difensore centrale la vedo un po' più difficile rispetto a braccetto di sinistra o terzino sinistro. E hai comunque Pintus, e lì comunque sono pochi. Quindi a quel punto bisogna anche capire effettivamente il campionato inizia domenica, perché ormai ci siamo, c'è poco da fare ormai, e il campionato sta iniziando, e quindi a quel punto hai solo 2 settimane per trovare 2 o 3 elementi, e tu sai meglio di me, Fra, che se tu hai necessità di comprare, dall'altra parte ti tirano un po' il collo, del tipo, ah, lo vuoi? Ok, allora mi dai X e te lo do. Cioè non è come il primi di luglio, ora Certo. necessariamente hai bisogno Però di integrare. è anche vero che dall'altra parte c'è anche chi deve sfoltire, E infatti devi andare da chi deve sfoltire, e esatto. quindi, cioè, se è vero che tu hai fretta di prendere, loro hanno fretta di dare. Quindi, no, potrebbe anche esserci questa situazione. Quindi, bisogna capire, Anto- solo C'è capire. anche Antonio che dice c'è pure Di Pardo che non viene mai nominato, ma che è stranamente ancora lì. Beh, anche Di Pardo è un giocatore che non è sicuramente centrale nelle rotazioni del Cagliari. Vedremo, perché secondo me se dovesse andare via Zortea, magari può restare. Magari può restare per fare il backup di Zappa, oppure andare a giocare magari in prima, cioè in Serie B, magari da titolare in qualche squadra che ci vuole puntare. Ma l'anno scorso, se ci pensate, è andato a Modena in Serie B. Sì. Non è andato a Cremona, non è andato a Pisa, non è andato in quelle squadre che puntavano veramente sulla promozione. Quindi bisogna anche effettivamente poi capire un po' anche quelli che sono, cioè quella che effettivamente poi è il livello di ogni giocatore, senza nulla togliere a Di Pardo, ecco, per capirci. Allora, Christian dice Mazzocchi al Cagliari, io l'ho preso al Fanta 131 in prospettiva del suo arrivo. Bellissimo. Ma anche Mazzocchi è uno di quei Lui è in giocatori, eccedenza a Napoli, appunto, assolutamente. il discorso è quello, cioè Esempio. Saladin, Mazzocchi, che al momento comunque non risulta interesse vero e proprio del Cagliari per Mazzocchi. Credo che
più le voci, cioè o meglio, credo che le voci che sono uscite sul possibile interesse del Cagliari per Mazzocchi sia come al solito una mossa un po' del Napoli, un po' della gente del giocatore, anche per tenerlo, no? Sulla cresta dell'onda, perché si parlava di Mazzocchi anche a Pisa, si parlava di Mazzocchi, mi pare anche a Cremona, dove c'è Sì, 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 Nicola. Nicola che lo ha allenato, quindi insomma bisogna sempre considerare che ogni tanto, appunto, come funziona un po' anche il calciomercato, ecco, da quel punto di vista. Allora, ma è vero, quest'anno non si è sentito niente di Cistana. Ragazzi, ma è un giocatore che aveva giocato poco anche negli Quindi ultimi anni in poco e Serie B, niente. problemi fisici e tutto, quindi poi alla fine, insomma, diventa... Quello secondo me è un altro giocatore sopravvalutato. Per quello che No, questo realmente non ha lo so, reso in però nel carriera, senso, Per quello che se ha non hai reso in mai fatto il carriera. salto, Ci sarà un motivo. aspettiamo la Assolutamente. smentita per Kurzawa. Ragazzi, 12 partite negli ultimi 5 anni, cioè adesso, onestamente va bene tutto, va bene gli Dai. acquisti esotici, va bene, va Vai, bene vai, tutto quello che volete, però insomma dai. era Parliamo. un ottimo giocatore 10 anni fa, cioè 7 anni fa, 8 anni fa, quando era, ma insomma, ora si è fatto 4 partite al Boavista, cioè, perché riportare il Vanderbilt di turno, visto Ti come è ricordo che andata? è sbloccato. Cioè, direi che a Cagliari abbiamo dato, ecco, su queste cose, per cui Direi, l'abbiamo anche pagata, possiamo dire anche questo su certe cose. esatto. Stefano dice Rugani, ma Rugani ha anche un ingaggio importante, Però, ripeto, se arrivano determinate... Tu adesso, come ha detto bene Francesco, devi ragionare sugli esuberi in altre squadre. È l'unica situazione dove non ti possono magari tirare il collo. Però, perché esubero, bisogna anche capire qual è la condizione del giocatore. Io su Mazzocchi, insomma, era un buon giocatore a Salerno, comunque uno di tutta fascia. A Napoli è un po' scomparso dai radar. Però serve comunque un giocatore lì di esperienza, su questo non ci piove. Perché con Vabbè, tutto ma il bene che si vuole ripeto, Idrissi, non può fare 38 su 38 in no, campionato. ma infatti il discorso è che se arriva Saladin va in quella, un po' in quella, cioè se arriva ovviamente adesso stiamo volando e Di neanche fantasia. Pindaro, insomma, però cioè, chiaramente chiunque arrivi sarà un esubero magari anche da una big o comunque da una squadra di medio-alto livello, ok? Pertanto, essendo un profilo con quelle caratteristiche, gli ultimi giorni saranno ovviamente decisivi. Proprio quello che dicevamo prima. Per quello che dico, bisogna capire su questa settimana di avvicinamento al campionato, perché si gioca appunto domenica, cosa succederà sul fronte Zortea, sul fronte Piccoli, sul fronte Luvumbo, perché poi in base anche alle uscite, come dicevamo prima, dipenderanno, cioè in base alle uscite dipendono poi le entrate, soprattutto se devi metterci questo. Esatto. Che Alla chi fine ci gira ascolta che su rigira. Spotify Ecco. e chi ci Non ascolta lo vedo. ci ascolterà su Spotify non vede il gesto, ma sto facendo il gesto dei soldi per capirci. Quindi non lo so, cioè sinceramente saranno appunto 2 settimane ancora di pathos, secondo me. E vedremo Angelozzi poi cosa farà, perché comunque fin qui ha fatto bene. Sicuramente è stato un mercato molto, molto da protagonisti, ecco, per quanto riguarda il Cagliari. Bisognerà vedere, insomma. Abbiamo ancora 2 settimane. Esatto. Sicuramente Angelozzi è un direttore che ha esperienza, quindi saprà come muoversi. Chiedevano su Monterisi se è scomparso dai radar, perché non se ne parla più, però Monterisi è un profilo che lui in carriera ha fatto difensore centrale, ma anche destro.
quindi Sì, potrebbe vabbè, essere un profilo. sicuramente è un giocatore che Angelozzi conosce bene Beh, e che quindi credo che faccia sempre parte del famoso elenco sulla taccuino. moleschina nera di Angelozzi. Citazione non a caso perché proprio ce lo usa, quindi l'ho visto con i miei occhi, quindi il discorso era per quello. Però vedremo. Io credo che si possano creare situazioni anche inattese un po' in tutti i reparti da qui a fine campionato. Vedremo. Chiudiamo solo col Fanta, che dici? Sì, ho appena fatto entrare 2 ultime squadre, Fiorentina, che si chiama ACF Fiorentina e Pesticida, bellissimo, siamo Molto a bene. 324 squadre iscritte, ricordiamo, Lega, Fanta 131, ecco una cosa che non avevo detto prima, l'ho ricordata scontata, ma non bisogna mai dare niente per scontato, la Lega è su fantacalcio.it, quindi dovrete loggarvi se non l'avete ancora fatto. Vi iscrivete, una semplice registrazione, oppure usate le login che utilizzate per fare le altre aste, andate su Fantacalcio, unisciti a una lega, Fanta staccato 131 con la F maiuscola, oppure parola d'ordine Fanta 131, tutto minuscolo, tutto attaccato. 324 squadre, mi raccomando, per chi non ha ancora fatto la rosa, incominciatela a fare ragazzi, perché oggi è già martedì, la settimana comunque sembra che manchi ancora tanto tempo, ma non manca tantissimo tempo, ricordiamo che gli anticipi sono sabato alle 18:30, quindi non ci sarà venerdì ma ci sarà sabato, quindi cominciate a fare la rosa, date uno sguardo perché comunque adesso incominciano ad esserci anche dei valori interessanti e ricordiamo che qualche valore sta incominciando a cambiare, quindi approfittatene ora, se puntate su determinati giocatori li prendete a buon prezzo, poi magari vi fate la plusvalenza al prossimo mercato. Molto bene. Altre Allora. cose? Allora, aspetta, Luca, a proposito del fantacalcio, chi posso prendere al posto di Gimenez del Milan a 5? Così a 5. Affondato. Sì, i valori non li conosco a memoria. Devo un attimino, se mi dai un secondo, te lo dico. Perché comunque lo vuoi dare Gimenez? Che lui potrebbe anche giocare titolare nel Milan, anche perché l'alternativa a Salemaker. Perché non ti convince? Perché a Tekame e Stupina non gli fanno vedere campo. Ma io su Tekame non sono così convinto, attenzione. 24 anni, Svizzera, non lo so. Secondo me può fare meglio Gimenez. E poi Stupiniano è dall'altra parte, perché gioca a sinistra. Allora, Classic, vediamo un po'. Difensore, te lo dico subito. Sto guardando anch'io nel frattempo. Sono girato verso l'altro monitor dove ho messo il listone, perché così nel caso Mi dai una mano. smentisco i consigli di Ecco, Giuseppe attenzione. Boi. Allora, 6, 5. Netta 5, giusto? Allora, a 5 abbiamo Posh che non gioca, Lico Yanis che gioca perché Milan è squalificato. Ma allora ti dico Pezzella della Cremonese che Nicola l'ha voluto, quindi giocare titolare. Puoi prendere anche Pongracic che secondo me sarà il difensore centrale titolare della Fiorentina. Cabal infortunato. Gallo, quello dell'anno scorso mi è piaciuto tanto, meglio 2 anni fa. 5. E può essere Angori del Pisa, altro terzino sinistro interessante che gioca tutte. E poi la scommessa può essere Muarenovic, difensore centrale del Sassuolo. Te ne ho detto 4. Direi che basta e avanza. Oppure Poi ti prendi Zibu- Salah Eddin in in chiave. funzione. Però no, ti devi prendere anche i Drissi. Era una battuta, ovviamente. Su 19 è una scommessa troppo costosa. Ni. L'ha preso anche il Luca, eh. Io l'ho preso. Però perché a me piace tanto come giocatore, mi aspetto tanto da lui. Ok? Va bene, mi pare che abbiamo... Vedi, Stefano dice, prendo Ramon. Dove posso trovare il regolamento? Il regolamento lo trovi nei canali social, su Instagram di 131, c'è proprio il post, però molto semplice. Anche sulla home, guarda. Modificatore di difesa, imbattibilità della porta, 300 crediti, modalità classic, assist più 1, gol più 3. Queste sono
diciamo le modalità più interessanti. Abbiamo aggiunto rispetto allo scorso anno un modificatore di difesa e imbattibilità della porta. Fallo perché costo zero, tra l'altro ci sono tantissimi premi. Se poi volete dare un supporto a 131, c'è l'abbonamento a 0,99 al mese, vi inseriamo nel canale È un Telegram. contatto diretto con Luca Di Leonardo, Esatto. ragazzi. A qualsiasi Non ora, so- a qualsiasi non ora, so attenzione. se ho detto Non nulla. so se merendo. Esatto. Non so Vedi? se... Pensavo che potrebbe giocare più avanzato, vedi? Bravo Anto, bravissimo, vedi? E diciamo, canale Telegram dove potete comunque chiederci consigli anche sulle altre leghe, quindi è sicuramente un valore aggiunto, è un modo per supportare il canale, di questo ovviamente vi ringraziamo. Ho preso Norton Cuffia 3 anziché Idrissi. Sì, va bene anche lui perché sulla destra sta giocando lui, si alterna con Sabelli. Va bene, mi pare che abbiamo detto tutto, Fra. Va bene, ragazzi, allora chiudiamo questa seconda puntata di Buongiorno 131. Appuntamento... Cosa dice Gianluca? Posso chiedere a Luca se la serata è meglio del miele e lo zucchero? Puoi chiedere quello che vuoi. Guarda, non la stevia, sicuramente. Sì, Con sì, questo- è gratis, ragazzi, è perla. partecipazione gratuita, costo zero. Andate, vi iscrivete e ci divertiamo. Esatto. A pagamento per avere il numero di Luca Di Leonardo e qualche altro bonus. Questo è un po' il... Poi occhio, 0,99 al mese, manco un euro. E questa è la vali mia valenza. poco, cosa ti devo Lo dire? so, Vali no. poco. Non Così impari ad valgo avere un i bip. capelli. Dai. Così impari ad avere i capelli. Grande Marco, Va bene, grandissimo. va bene. Dicevo, appuntamento a domani, sempre alle 10, con la terza puntata del Buongiorno 131. Ricordiamolo, da lunedì al giovedì, dalle 10 alle 11, come vedete, le 11 è il minimo garantito. 11 circa, è 11 circa. Poi andiamo lisci, tanto non abbiamo nessuno che ci dice niente. Domani calcio sardo, possiamo già iniziare a dire chi saranno gli ospiti di domani. Davide Moi, ex difensore, ex calciatore professionista, cresciuto nel Cagliari, che ora è responsabile del settore giovanile della Costa Orientale Sarda, e Giacomo De Martis, anche lui ex calciatore professionista, ex giocatore del Cagliari, Torres, Savona e mille altre squadre, ora allenatore dell'Ossese, squadra candidata principe, possiamo dire così, per la vittoria dell'eccellenza. E quindi con loro domani parleremo davvero di tutto, cioè parleremo di Cagliari, Torres, di Serie D, eccellenza, calcio giovanile. Insomma, siamo molto contenti di averli come ospiti, quindi vi aspettiamo domani per parlare come sempre di tutto questo, e ovviamente all'interno di Buongiorno 131 si parlerà del mercato del Cagliari, si parlerà di fantacalcio, si parlerà un po' di tutto. Va bene? Allora, ultimissimo, Cristian, sul canale YouTube c'è il tasto abbonati e puoi farlo da lì. Grande Gianluca, e ringraziamo. Perfetto, Molto allora bene. possiamo andare. Ragazzi, ci vediamo domani, puntuali, ore 10. E sigla, come sempre. E Ascoltiamoci la godetevela. sigla. E godetevela. Ciao Fra, Vai. ciao a tutti. Andiamo. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131, 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su inicri.com.